Benvenuti amici di mattoscacco.com. Oggi andremo a vedere una partita che ha dell'incredibile. Ad un certo punto ci saranno 7 regine sulla scacchiera e penso che sia una delle partite più complicate di sempre, perché già è difficile quando ci sono due di donne sulla scacchiera, figuriamoci quando ce ne sono 7. È una partita che è stata giocata in Australia nel 1965. Chiaramente in quegli anni la teoria degli scacchi non era così evoluta come oggi, di conseguenza c'erano partite molto strane. Andiamo a vedere quali sono state le mosse. E4, C5, difesa siciliana, cavallo F3, cavallo C6, D4, solite mosse di routine della difesa siciliana, cambio al centro, E6, cavallo C3, donna C7, alfiere E2, A6. Questa chiaramente è una mossa che va fatta onde evitare le varie entrate di cavalli su questa casa che possono portare problemi. Arrocco corto del bianco, B5, con l'idea di sviluppare poi il proprio alfiere campo chiaro in B7. Re H1, questa è una mossa anche questa preventiva che toglie il re da questa lunga diagonale G1 a 7, facendo così sì che in futuro si possa poi spingere questo pedone F4, eventualmente F5, eccetera, eccetera. Cavallo F6, F4, ecco qui la mossa, ecco il motivo di questo re in H1, B4, una mossa assolutamente sensata, questo cavallo difendeva questo pedone che ora è sotto assedio dal cavallo nero. Adesso bisogna spostare questo cavallo e poi probabilmente questo pedone cadrà. L'unica soluzione che trova il bianco per evitare di perdere il pedone, perché qualsiasi posizione questo pedone viene perso, l'unica soluzione che trova il bianco è quello di spingere in E5. A questo punto c'è un cavallo in presa per il bianco e un cavallo in presa per il nero. Andiamo a vedere che cosa fa il nero. Cattura il cavallo, il bianco cattura. Adesso la situazione migliore per il nero sarebbe quella di catturare. Il nero però, anziché catturare, continua la sua cattura. Adesso c'è un doppio attacco su torre alfiere e a questo punto anche il bianco continua. E il nero cattura la torre andando anche a promozione e siamo a 3 donne sulla scacchiera. Ma è il turno ora del bianco che cattura la torre e siamo a 4 donne sulla scacchiera. Immaginati quanto può essere complicata una partita del genere. È il turno per ora del nero che decide di uscire, perché è vero sì c'è la donna, ma dobbiamo uscire anche da questi angolini. Cattura il pedone e qui cattura il pedone. Questa non è la mossa più forte che poteva giocare il bianco, nonostante in questa posizione il bianco è in vantaggio perché comunque è arroccato, il re al sicuro, qui c'è il re al centro e questa struttura che sembra forte in realtà potrebbe cadere da un momento all'altro. La mossa più forte in questo caso era alfiere H5. Alfiere H5 inchiodava questo pedone e iniziava a creare minacce concrete. In più, dopo anche spinte di F5 e a seguito di cambi, eventualmente entrava subito in gioco la torre su questa colonna e quindi questo pedone diventava veramente una grande preda d'attacco. Però il bianco ha giocato invece donna per H7. E ora, se tu fossi il nero, così, che cosa ti verrebbe da giocare? A me così distinto cercherei o di mettere le mie donne in modo tale da fare qualche attacco, o inizierei a cercare di completare lo sviluppo, o non lo so, queste sono le prime idee che mi vengono in mente così a freddo. Ma la genialità sta proprio nel A5. Secondo te qual è l'idea che sta dietro A5? È quella di andare a promozione. Dice, cavolo, io ho qui un bel pedone passato, può fare quello che vuole, vado a promozione. Beh, allora a questo punto qui il bianco che cosa gioca?
Beh, il bianco ancora una volta poteva giocare alfiere H5, il computer qui mi consiglia anche cavallo B5, probabilmente per creare poi pressione sia su C7 con un eventuale doppio, oppure andando ad incastrare il cavallo in D6, creando comunque un grande fastidio. Il bianco però ha la riscossa con H4 e allora ragazzi adesso c'è un'altra gara a chi promuove per prima. A3, H6, donna B1, la donna fa spazio a questo pedone che deve andare a promozione, donna G8, idem. Sembra che un po' i due giocatori si copino. A2, H7, tac, altra donna sulla scacchiera, tac. Ragazzi, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6 donne sulla scacchiera. Immaginati quanto sia complesso. E queste donne sono fortissime perché ora le due donne del bianco attaccano in batteria su F8. È il turno però del nero che gioca a donna B4 per appunto creare un collegamento, una connessione e anche cercare di difendere questo alfiere. Segue alfiere E3, ancora una volta qui c'era alfiere H5 con attacco su F7. Diciamo appunto il bianco gioca alfiere 3 andando così a creare anche un attacco di scoperta sulla donna in A1. Attenzione, guarda che cosa gioca il nero, cavallo per D4, alfiere per D4, donna in A va in A3, ancora cercando di aumentare le difese, finalmente alfiere H5, D5, qui si può tranquillamente catturare in F7, ma il bianco vuole di più. F5, alfiere in A6, andando a minacciare la torre. Il bianco capisce di avere un vantaggio sostanzioso, perciò se ne infischia e gioca. Cattura in E6. Arrocco lungo del nero, così finalmente il re si toglie un po' dal centro e aggiunge un altro difensore. Torre per F7, qui si sta minacciando la donna e noi sappiamo quanto sia forte una torre in settima traversa. La donna va in A5, guardate queste tre donne che essenzialmente sono fuori dai giochi, C3 minacciando la donna, ritirata con donna di 6, ragazzi è troppo complicata la situazione, non sto prendendo in considerazione tutte le varianti possibili. Alfiere G4 con l'idea di fare uno scacco di scoperta e di avanzare questo pedone che vada poi a creare un attacco doppio. E qui bisognava giocare assolutamente alfiere 7. Alfiere 7 faceva da pezzo bloccante a questo pedone, ma il nero ha giocato torre in E8, torre in E8 permette comunque questo scacco di scoperta, il re si sposta e ora ragazzi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A questo punto il nero chiaramente abbandonò, dato che il bianco, oltre ad essere chiaramente in una posizione di vantaggio, ha anche una donna in più. E qui c'è un triplo attacco che è veramente insostenibile per il nero e giustamente il bianco vinse la partita. Ci sono stati tanti errori, tante sviste, tante imprecisioni da parte di entrambi i giocatori, ma questa era più diciamo una partita divertente per mostrarti il grande potere anche che hanno gli scacchi di creare delle partite così incredibili. Spero che il video ci sia piaciuto, se sì lascia un commento qui sotto e vienici a trovarci all'interno della Matto Scacco Academy, che è un'accademia online dove troverai tantissimi video per migliorare il tuo gioco, ci sono incontri settimanali dove ci troviamo in gruppo e analizziamo partite, eccetera, eccetera, quindi ci sarà tanto divertimento e tanta possibilità anche di confrontarti con altri giocatori dal vivo. Ci vediamo presto, ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!